penetrazione con quella mano destra, fa quello che vuole Poeta, va in angolo da Kwonu, bomba anche di David Kwonu, più 3 Cremona che continua a martellare il canestro qua, gran gioco a 2 tra Mito Long e Burns col canestro del lungo, alla fine al capolinea sbaglia però il tempo dell'andare al tap-in. McNeese alza Mito Long dall'altra parte per Cobbins, arriva la bimane di Nazareth Mito Long in questa regular season, muove bene la palla la Vanoli e Kos mette le percentuali al tiro da 2, fa meglio la Germani, la penetrazione di Moss, la Quintana, alta penetrazione, alza la parabola, magia di Tommy da Quintana, dal taglio di Juskevicius pescato da Poeta che va poi ancora da McNeese, molto confuso l'attacco della Vanoli, poi ci pensa McNeese che si rifà dell'errore di prima. Brown non si è ancora attivato in attacco, eccola qua la penetrazione di John Brown e il primo canestro con fallo di Giovanni Marrone. Ormai Kwonu, McNeese ancora consegnato, tiene la difesa bresciana. Bello il movimento di Juskevicius che va fino in fondo, alza una lacrima, il più attivo dei suoi in questo inizio di ripresa. Arresto e tiro di Juskevicius, bomba, 43esimo punto Della Valle dentro per il solissimo Burns, bella palla di Della Valle. Kwonu, Juskevicius si alza ancora da 3 punti, ne segna un altro e sono 18 i punti di, non sbaglio, Brown in qualche modo tiene vivo il possesso, poi l'errore rimbalzo di Ebois che schiaccia a 2 mani. Brescia resta a più 10, ma Magro si è addirittura seduto, cosa stranissima per lui. Bella la giocata di Kos, bellissima la giocata di McNeese. Burns, Moss ferma il palleggio, 5 secondi per chiudere l'azione. Perfetto il triangolo con Brown, l'ex Milano, più 14 Brescia. E qua altra grande giocata di Peppe Poeta che trova McNeese. Finisce qui 88-76, vince la Germani Brescia.